È tutto pronto per le giornate del volontariato siciliano organizzate dalla Regione in programma ad Enna dal 15 al 17 ottobre, 3 giorni nell'aula magna dell'Università Core dedicati all'impegno del volontariato nel settore sociosanitario, dell'ambiente e della protezione civile. L'obiettivo è quello di avviare una riflessione, un approfondimento sul ricchissimo mondo delle associazioni che dedicano tempo e risorse alla solidarietà sociale, sociosanitaria, culturale, educativa e promozione ambientale dei diritti civili e della persona. L'apertura dei lavori è in programma venerdì alle 10 con i saluti del presidente dell'Ateneo Cataldo Salerno, del sindaco di Enna, del commissario del Libero Consorzio, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miciche, del presidente della regione Nello Musumeci, a seguire l'introduzione dell'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone e la relazione del presidente della Commissione Sanità dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo. Nel pomeriggio previsto tra gli altri l'intervento dell'assessore alla salute Ruggero Razza. La seconda giornata è dedicata all'ambiente, mentre domenica mattina alle 9:30 al volontariato nelle calamità. Dedicano la loro competenza e passione ogni giorno. Salvaguardano le nostre bellezze naturali e artistiche. Lavorano per il sostegno e l'integrazione. Ci proteggono dalle calamità e nelle emergenze. Centinaia di persone, sempre al nostro fianco. Mi piace aiutare la gente. Per dare un qualcosa al prossimo. Non c'è nulla di più gratificante. Sono i volontari di tutta la Sicilia. Giornate del volontariato siciliano. Dal 15 al 17 ottobre. Enna.